L'ex assessore alla sanità si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha chiesto tempo per leggere gli atti dell'inchiesta. Musumeci accetta le dimissioni del suo assessore e assume la carica di interim. È troppo tardi, niente bollettino della regione ieri. Porto Empedocle va in lockdown, Palma proroga la zona rossa e Lampedusa chiede di entrarci. Il prefetto convoca d'urgenza il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la situazione è grave. Cambia nome ma non acquisisce nuova fiducia, la vaccinazione nelle parrocchie non decolla, la regione manda mail alle ASP sul rischio trombosi, muore l'insegnante di Messina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'assessorato alla sanità dopo la bufera che ha portato a 3 arresti e messo sotto indagine Ruggero Razza. Nello Musumeci accetta le dimissioni dell'assessore e decide di ricoprire lui il ruolo ad interim. Il presidente della regione lo ha annunciato durante il suo intervento all'Ars, comunicando anche la disponibilità sua e del suo governo a riferire in aula sulla vicenda giudiziaria che coinvolge alcuni dirigenti dell'assessorato alla salute. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Da parte del presidente della regione, onorevole Nello Musumeci, arriva un attestato di stima verso l'assessore Razza, intervenendo all'Ars dopo le sue dimissioni. Afferma Musumeci, è stato un atto di grande responsabilità che fa onore all'avvocato Ruggero Razza, che non mi sorprende conoscendone la formazione politica, culturale e l'integrità morale. Il governatore ha annunciato anche di aver assunto l'interim dell'assessorato alla sanità. Lo terrò, ha precisato Musumeci, fin quando riterrò necessario e opportuno farlo, proprio perché voglio assicurare ai siciliani che il governo non defletterà di un solo centimetro dal percorso fin qui fatto con l'assessore Razza e con tutto il governo. Andremo avanti dritto, continua Musumeci, senza una tregua. Lo impone la pandemia, la volontà dei siciliani, il nostro dovere istituzionale. Musumeci ha anche comunicato la sua disponibilità del governo a riferire in aula sulla vicenda giudiziaria che coinvolge alcuni dirigenti dell'assessorato alla salute. Né io né il governo, ha detto il presidente, intendiamo assolutamente sottrarci al confronto. Vorrei solo lanciare un appello in questo momento, proprio in coerenza col rispetto verso le istituzioni, prima ancora che verso le persone. Proporrei di definire la finanziaria, che è un atto indispensabile per la comunità siciliana. Un minuto dopo possiamo dare vita al dibattito, pur non avendo né io né altri potuto procedere all'acquisizione degli atti e quindi alla loro lettura. Intanto arrivano anche attestati di stima verso Ruggero Razza da parte dei colleghi della Giunta. In questi anni di duro e gratificante lavoro in Giunta di Governo, con il presidente Musumeci abbiamo avuto occasioni quotidiane di confronto e di lavoro. Abbiamo conosciuto e apprezzato Ruggero Razza, un uomo per bene, un avvocato esperto, un assessore appassionato e competente, nel ribadire il rispetto per le attività della magistratura, cui chiediamo però di fare presto con convinzione e partecipazioni sentite. Esprimiamo, affermano i colleghi dell'assessore Razza della Giunta Musumeci, all'amico Ruggero l'augurio di poter superare l'attuale momento consapevole della sua integrità morale e certi pertanto che la sua estraneità ai fatti contestati verrà prontamente accertata. Intanto c'è chi dall'opposizione afferma che le dimissioni dell'assessore Razza non bastano. A dirlo il capogruppo di 5 Stelle, l'agrigentino Giovanni Di Caro. Ovviamente le dimissioni dell'assessore Razza non bastano. Noi oggi abbiamo chiesto in aula che Musumeci venga a riferire per quanto è successo, fatti di una gravità inaudita, fatti che hanno delle refluenze dirette sulla vita dei siciliani. Aver occultato i dati, aver detto di essere in zona arancione anziché in zona rossa o zona gialla anziché zona arancione ha avuto delle conseguenze sulla vita stessa dei siciliani. Ovviamente noi abbiamo chiesto a Musumeci di venire immediatamente a riferire in aula perché lui, oltre ad essere presidente della regione siciliana, è anche commissario straordinario per l'emergenza Covid. Conseguenze che ha avuto l'azione della magistratura su disposizione della Procura della Repubblica di Trapani a carico di 3 dipendenti del Dipartimento Sanità che hanno subito misure restrittive e a carico dell'assessore alla salute, avvocato Razza, che ha ricevuto un avviso di garanzia per
falso ideologico. Stamattina ho incontrato l'assessore, visibilmente provato, e mi ha anticipato l'inoltro di una lettera certamente sofferta, della quale, se lei è d'accordo, signor Presidente, io vorrei dare lettura all'Aula. Lettera già protocollata alcuni minuti fa. Signor Presidente, nella mattinata di oggi ho appreso di essere sottoposto a indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani a seguito della notifica di una ordinanza custodiale a carico di più persone nell'ambito di un'attività investigativa compiuta nella disamina delle attività di contenimento dell'epidemia nel territorio della Regione. Benché abbia piena la consapevolezza di avere operato in questi difficili mesi nel rispetto del mandato affidatomi e che la nostra Regione abbia sempre anticipato provvedimenti di contenimento della epidemia, senza mai attardarsi nelle scelte più adeguate per proteggere i siciliani, ho il dovere, proprio perché il momento della pandemia lo impone, di sottrarre il Governo da qualsiasi ombra affinché si possa adeguatamente operare in questo difficilissimo momento. Per questa ragione le chiedo di accogliere con immediata efficacia le mie dimissioni dall'ufficio di assessore regionale della salute. È un atto di grande responsabilità che fa onore all'avvocato Razza e che non mi sorprende conoscendone la formazione politica, culturale, la integrità morale. L'ex assessore regionale alla salute Ruggero Razza si è avvalso della facoltà di non rispondere, convocato dal procuratore aggiunto di Trapani Maurizio Agnello e dai sostituti Sara Morri e Francesca Urbini. Razza ha chiesto tempo per leggere gli atti dell'inchiesta, nel cui ambito gli è stato notificato un invito a comparire con avviso di garanzia. L'ex assessore è stato accompagnato dal suo legale, l'avvocato Enrico Tarantino. Qualora Razza decidesse di rispondere in futuro, risponderà innanzi al giudice di Palermo, a cui il fascicolo sarà trasferito per competenza territoriale. Problemi organizzativi dopo l'inchiesta e il bollettino in Sicilia. Non c'è niente dati sull'andamento della pandemia nelle ultime 24 ore. Per la prima volta dopo mesi la Regione non pubblica i dati. Il terremoto giudiziario che si è abbattuto sul Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale alla salute ha di fatto azzerato i vertici del Dipartimento. Il presidente Musumeci ha assunto la delega ad interim soltanto poche ore fa, troppo tardi per rimettere in funzione la struttura. La Regione Sicilia, si legge in una nota della Protezione Civile Nazionale di ieri, integrerà nella giornata di domani, cioè oggi, i dati non comunicati per motivi organizzativi. Quello che è successo ieri è una cosa che ovviamente dispiace molto. Io ritengo che c'è un'indagine in corso e che questa indagine deve fare il suo corso come è giusto che sia, e vedremo quello che succede. Non mi pare, non credo che ci siano problematiche di tipo sostanziale. Per quanto mi riguarda, noi non abbiamo nulla da temere da una situazione di questo tipo. Il mio ufficio sin da subito è sempre stato un ufficio che, se ha una caratteristica ha avuto, è quella di essere trasparente sulle decisioni, e soprattutto le decisioni sono sempre state collettive e mai personali, quindi tutto quello che noi facciamo è condiviso dalla totalità degli operatori interni. Io ho un'idea che è questa: se entrare in zona rossa, cioè valutare fondamentalmente che cosa? L'incidenza della malattia, non è una cosa che si fa in unica giornata, cioè la curva di incidenza, la curva epidemica viene valutata su un periodo o trisettimanale, quindi noi in 3 settimane valutiamo se questa curva è stabile, tende a scendere verso su e tende ad andare verso su. Valutiamo è un parolone, in realtà chi deve valutare valuta. L'ufficio del commissario non ha certo la pretesa di dover valutare qual è l'andamento epidemico. È chiaro che noi guardiamo l'andamento epidemico perché ci lavoriamo e ci interessa. Questo che vuol dire che il dato singolo di un giorno non è significativo al fine di nulla, perché un giorno, quello che è importante è che la somma dei dati settimanali siano sempre uguali.
quello è il che ci dà il dato, quindi se un giorno anziché essercene 500 ce ne sono 540, con questo ovviamente non voglio giustificare nulla, voglio solo dire che sui dati bisogna saperli leggere. Il dato da leggere non è il dato giornaliero, ma è il dato dell'andamento come minimo bisettimanale. Questa regione ha lavorato molto bene, mi pare che ha già dimostrato di aver fatto tutto quello che poteva per combattere questa pandemia. Sono convinto che l'assessore Razza è una persona per bene, quindi è una persona che ha agito, secondo me, sempre secondo linearità, poi per carità ci dirà l'inchiesta quello che viene fuori. Io sono convinto che non riesco a capire qual è il vulnus di questa situazione, perché questa cosa della zona rossa che ormai si sente dire, ovviamente non ho letto né sono interessato per adesso a leggere nulla di particolare, però se il problema è la zona rossa, allora devo dire che la zona rossa noi la chiedevamo, cioè noi avevamo tutta l'intenzione di avere una zona rossa. Lo so perché erano discorsi che si facevano, non entro nel merito, non entro assolutamente nel merito di nulla, sto dicendo io il succo della situazione, poi c'è un aspetto formale, c'è un aspetto materiale e un aspetto formale, sul quale non ho nessuna intenzione di entrare. Adesso una riflessione del bioetico Enzo Di Natali al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. La notizia diffusa da tutti i giornali nazionali circa il comportamento avvenuto in Sicilia, che ha visto la regione falsificare i dati del Covid, notizia diffusa, come dicevo, da tutti i mass media a livello nazionale, dal punto di vista bioetico induce ad una riflessione, perché vuoi non vuoi ci fa ricordare la triste e dolorosa esperienza dei campi nazisti, dove le condizioni, il numero delle persone che si trovavano in quelle condizioni venivano nascoste, e dunque prevale così un modo di pensare, un modo di agire che non corrisponde al rispetto della dignità della persona umana e nemmeno al rispetto del bene comune. Un fatto grave dal punto di vista bioetico, dal punto di vista culturale, che certamente avrà una ricaduta sul modo di pensare dei cittadini. I cittadini che non hanno più a questo punto fiducia nelle istituzioni, soprattutto su un tema così delicato come la salute dei cittadini. Dopo l'appello del sindaco Ida Carmina arriva l'ufficialità. Porto Empedocle diventa zona rossa, lo prevede un'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci firmata su richiesta del primo cittadino e sulla scorta delle relazioni dell'ASP a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid. Sono più di 40 i nuovi casi registrati in una settimana, con un totale di 64 attuali positivi, molti dei quali della variante inglese. Le misure restrittive scatteranno da domani, giovedì 1 aprile, e resteranno in vigore per 2 settimane fino a mercoledì 14. Decisa la proroga in un secondo momento anche per Palma di Montechiaro. Le prescrizioni, che sarebbero scadute alla mezzanotte, resteranno invece in vigore fino al 6 aprile. Anche Lampedusa verso la zona rossa, a chiederlo alla regione il sindaco Salvatore Martello, dopo specifica segnalazione da parte dell'ASP di Palermo, che ha accertato un incremento esponenziale di casi, una quarantina quelli registrati in un brevissimo lasso di tempo. Si è quindi ritenuto essenziale provvedere ad attuare misure straordinarie di contenimento per arginare la crescita dei casi. I numeri dei contagi sull'isola, va precisato, non sono inseriti nel periodico bollettino dell'azienda sanitaria di Agrigento, perché le pedagie dipendono appunto dal capoluogo di regione. Terapie intensive quasi esaurite, una media di un 100 nuovo contagi al giorno e 8 zone rosse istituite negli ultimi giorni. La provincia di Agrigento sta attraversando indubbiamente il momento più difficile dall'inizio della pandemia, e questo è il concetto che è stato ribadito dai vertici delle istituzioni in una conferenza stampa convocata d'urgenza al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto. Vediamo. Sentendo quella che è stata la valutazione, direi impietosa dell'ASP, con questo aumento sensibilissimo di contagi in un arco tra l'altro temporale molto breve, e con le terapie intensive e i posti
Covid che sono veramente occupati quasi al 100%. Quindi ho ritenuto anche di fare un appello tramite la stampa, ed è un appello che voglio rinnovare anche adesso, nei confronti della popolazione, perché io credo che il tempo della tolleranza è ormai finito. Noi abbiamo messo in campo un dispiegamento di forze che è quello che possiamo fare, tutto quello che possiamo fare. Sono decine, centinaia di uomini delle forze dell'ordine. Abbiamo coinvolto le associazioni di volontariato, ma tutti i servizi che mettiamo in campo possono contrastare i comportamenti in violazione delle norme anti-Covid pubblici. Parliamo degli assembramenti, locali che si protraggono oltre l'orario, locali che non dovrebbero stare aperti e stanno aperti, gruppi di persone che si riuniscono nelle località che normalmente sono più frequentate, ma non possiamo fare assolutamente nulla contro quello che sembra a questo punto essere forse la causa, il motivo per cui questi contagi non diminuiscono, che sono le feste di famiglia, i raduni all'interno delle case, i festeggiamenti per feste di lauree o altri eventi, che da un punto di vista umano posso comprendere, ma siccome tra l'altro si tratta di eventi assolutamente non controllabili dall'esterno, i cui effetti si vedono nel momento in cui le persone vengono contagiate e poi dicono: io sono stato ad una festa dove eravamo in 50, eravamo in 70. Allora, tutto questo, io lo dico veramente, credo che dovrebbe veramente finire se vogliamo che la nostra comunità riprenda a vivere, e questo significa anche aiutare i commercianti, aiutare gli esercenti a riaprire prima, perché altrimenti queste chiusure diventeranno sempre più lunghe e sempre meno gestibili. Quindi io mi sono sentita in dovere, perché credo che sia giusto, veramente volerci bene tutti, ma lo sforzo fatto da tutti, forze di polizia, dalla stessa ASP, quindi è stata avviata una campagna vaccinale con un incremento e un'implementazione che da qui a pochi giorni dovrebbe essere realtà, perché dovrebbero anche arrivare dosi di vaccini più consistenti. Tutto questo rischia di essere vanificato da comportamenti che purtroppo continuano a essere assolutamente irresponsabili. Stiamo insieme alle nostre famiglie più strette, ecco. E io questo auguro agli agrigentini, agli abitanti di questa provincia, di vivere serenamente la Pasqua proprio con i congiunti stretti. E il resto lo rinviamo a momenti migliori. Grazie. Sì, i contagi continuano a salire, cosa ci aspettiamo non lo vorrei dire, voglio aspettare i dati che mi arrivano ogni sera dall'ASP e poi a fine settimana, in questo caso però da mercoledì a mercoledì, la Regione poi valuta i vari dati per definire o meno una zona rossa. Io grazie al vostro intervento voglio fare un appello alla mia cittadinanza a raccomandare massima precauzione, massima prevenzione, il rispetto delle norme anti-Covid. Io mi auspico che i miei concittadini mi stiano ascoltando, ascoltino i consigli che io do e che stiano molto attenti nel rispetto delle norme. La presunta festa di compleanno dell'assessore di Messina e anche dirigente scolastico Laura Tringali finisce sotto la lente di ingrandimento. C'è il servizio. La festa di compleanno, qua mi pare che si stia spostando il problema. L'ha fatta lei, l'assessore, non è che l'ha fatta il consigliere Sorbello. Quindi io da lì, così come altri colleghi hanno ritenuto di dover fare delle domande e porre delle interrogazioni, mi sono permesso e preso la libertà di interrogare l'assessore alla Polizia Municipale Daphne Musolino, chiedendo in sostanza di voler dare un input a questa storia, così come si è fatto, e lo dicono i fatti, per la storia degli sciatori e per la vicenda delle case di appuntamento. Ha avuto una risposta? Da qui risulta, e dagli atti effettuati, tutta una serie di cose. Andando al sodo della festa, c'è una fattura che ad avviso di questo consigliere non ha alcuna valenza ed è solo carta straccia, perché si tratta di un acconto, va bene, di 50 euro
indicata come evento per una festa di 15 persone, un compleanno dove hanno partecipato quindi 50 euro per 15 persone, emessa in data 22 febbraio, quindi il giorno del compleanno, 22 febbraio, ed intestata all'assessora Tringali. Lei, che è dirigente della scuola, fa emettere fattura alla scuola di euro 50, ma questa fattura non è elettronica, così come prevede l'obbligo di legge per le società. A conto, successivamente saldato, udite udite, con numero 6 scontrini di 30 euro cada uno, in data 24 febbraio, quindi 2 giorni dopo, sono stati materialmente battuti 6 scontrini uguali tra loro dell'importo di 30 euro, 13 e 16 del 24 febbraio, 13 e 16 del 24 febbraio, tutti hanno lo stesso orario, lo stesso minuto di battitura dell'importo di euro 30. Questo che significa? Ma questo significa che sostanzialmente forse l'assessora pensa che veramente noi siamo asini volanti e quindi pensa che in effetti un acconto fatto con fattura possa essere poi saldato con degli scontrini. Ditemi voi se un cittadino per lo stesso evento possa essere quindi rendicontato 2 volte, va bene, una parte con fattura ed acconto fattura e l'altra parte per lo stesso evento fatto con degli scontrini. E quindi vorrei capire come sia possibile che un'amministrazione comunale possa ancora appoggiare fatti di una gravità inaudita. Noi siamo un presidio di legalità, la scuola è un presidio di legalità, la scuola pensi a questo. Ma io non ho parole. E poi lui ci definisce asini volanti. Mi sono permesso di prendere questa carta straccia della fattura e di allegarla sotto la sua locandina di asini volanti. Mi sono permesso di allegare quella carta straccia di fattura che non è elettronica, che è un acconto saldato con degli scontrini in un periodo successivo. Ecco, qui il sindaco deve chiarire una volta per tutti se siamo nell'ambito di un presidio di legalità oppure se vogliamo giocare. Se vogliamo giocare lo dica subito e nulla questio. È il 26 marzo, quindi soli 5 giorni fa. Con una circolare la Regione Sicilia avverte le aziende sanitarie, l'Ordine dei Medici e i responsabili della farmacovigilanza che l'EMA, l'Agenzia del Farmaco, ha inviato una nota per informare gli operatori sanitari in merito al rischio di sviluppare trombocitopenia e disturbi alla coagulazione dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Non si parla di percentuali o di altro, ma è chiaro come nero su bianco che un problema c'è, non solo per lo stop imposto dall'intera Unione Europea, ma perché, come purtroppo abbiamo visto, in Sicilia c'è più di un caso, qualcuno di troppo, e quello che qualcuno chiama coincidenze si stanno accumulando. Emerge dalla valutazione comunque che i benefici superano i rischi, nonostante il possibile collegamento molto raro di trombi dovuto a un livello basso di piastrine. Si raccomanda di tenere d'occhio certi sintomi e di segnalare ulteriori nuovi casi. Vaccino AstraZeneca, morta l'insegnante di Messina, aveva 54 anni. L'11 marzo scorso le era stato somministrato e subito ha avvertito forti mal di testa. Sulla vicenda la Procura di Messina ha avviato un'inchiesta. C'è il servizio. Si gonfia la lista delle morti sospette in Sicilia dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Nelle scorse ore a Messina è morta Augusta Turiaco, docente di 55 anni che aveva ricevuto la somministrazione del vaccino AstraZeneca al lab della Fiera di Messina l'11 marzo scorso. L'insegnante, docente di musica alla scuola Mazzini Gallo, non ce l'ha fatta. Era ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Universitario dopo aver accusato alcuni malori. La famiglia chiede adesso che venga fatta luce sulla vicenda, ma invita la cittadinanza a non sottrarsi alla campagna vaccinale, consapevole della sua importanza, considerate le contingenze pandemiche. Secondo quanto spiegato dall'avvocato Daniele Agnello, la docente aveva assunto il vaccino AstraZeneca ed era in ottime condizioni di salute, in assenza di patologie, allergie e controindicazioni. Dopo la somministrazione la donna aveva accusato febbre alta, oltre 39, ha raccontato il legale, e fortissimi mal di testa. La sintomatologia del mal di testa è stata continua e incessante. Da giorni era tenuta in coma dai medici della rianimazione nel disperato tentativo di salvarle la vita.
Nella tarda serata di ieri è stata dichiarata al Policlinico la morte cerebrale della professoressa 55enne. Sulla vicenda è stata già aperta un'inchiesta in procura. L'avvocato Daniele Agnello ha depositato un esposto denuncia in cui ricostruisce tutta la vicenda. L'esposto è stato inviato anche al Presidente del Consiglio Mario Draghi e ai vari ministeri, tra cui quello della Salute, all'AIFA e all'Istituto Superiore della Sanità. Il legale chiarisce che l'esposto non costituisce un attacco alla campagna vaccinale ritenuta necessaria e indispensabile, ma rappresenta un segnale d'allarme, una richiesta di indagini, di chiarimenti e di approfondimenti, di verità in un momento di grande apprensione e confusione sociale. La famiglia ha ringraziato lo sforzo profuso dai medici del Policlinico di Messina, che hanno fatto il possibile e hanno deciso di donare gli organi per rispettare la volontà della docente. E il vaccino AstraZeneca cambia nome, si chiamerà Vaxzevria. L'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, il 25 marzo ha approvato la richiesta della società anglo-svedese. Fino adesso era chiamato vaccino Covid-19 AstraZeneca. Naturalmente il cambio di nome non comporta alcun cambiamento al vaccino. Novità ci sarebbero nelle informazioni sul prodotto, l'etichettatura e la confezione, che potrebbero essere diversi. L'EMA ha pubblicato il nuovo bugiardino aggiornato con i possibili e rari casi di eventuali avversi tromboembolici. Vaccinazione nelle parrocchie. In provincia di Agrigento 38 avevano dato la disponibilità, ma solo 8 raggiungono l'obiettivo, il tetto delle 50 prenotazioni. Arturo Cantella. Sono 8 le parrocchie su 38 che avevano dato la disponibilità che hanno raggiunto l'obiettivo di almeno 50 prenotazioni per la vaccinazione straordinaria del 3 aprile 2021, sabato santo, per un totale di 481 persone prenotate. I comuni sono Alessandria della Rocca, Aragona, Casteltermini, Montevago, Naro, Porto Empedocle e Sciacca, con 2 parrocchie. Siamo felici, dichiara Donnino Gullì, referente diocesano dell'iniziativa, di avere offerto la nostra collaborazione per la riuscita di questa iniziativa. Chiaramente il poco tempo a disposizione per le prenotazioni, unitamente al target di riferimento indicato 69-79 anni a cui sarà somministrato il vaccino AstraZeneca, non hanno permesso a tante parrocchie di raggiungere l'obiettivo minimo di prenotazioni. È sicuramente però rilevante il fatto che quanti erano interessati o decisi avevano già provveduto a vaccinarsi o avevano già una prenotazione in corso. Né tantomeno si può sottovalutare che tante persone in questa fascia di età soffrono di patologie per le quali è previsto un altro vaccino. Nel nostro piccolo ribadiamo la nostra disponibilità per future iniziative similari che rispondano al bisogno delle persone di poter accedere alla vaccinazione senza doversi spostare lontano da casa. Antonello Nicosia, condannato per mafia, 16 anni all'ex esponente dei radicali. Secondo l'accusa avrebbe progettato estorsioni e omicidi insieme al boss di Sciacca Dimino, condannato a 20 anni, e si sarebbe introdotto nelle carceri per incontrare mafiosi detenuti grazie al suo ruolo di assistente parlamentare del deputato di Italia Viva Giusy Occhionero, processata separatamente. I dettagli nel servizio. Una condanna a 16 anni e 8 mesi di carcere, quella inflitta dal GUP di Palermo Fabio Pilato all'ex esponente dei radicali italiani Antonello Nicosia, accusato di associazione mafiosa e falso per aver sfruttato il rapporto con la deputata Giusy Occhionero, della quale Nicosia era collaboratore parlamentare al fine di entrare ed uscire dalle carceri di tutta Italia, ove incontrava i boss detenuti e ne portava all'esterno i messaggi. I pubblici ministeri Francesca Dessì e Geri Ferrara avevano chiesto una condanna a 20 anni per il portaborse dell'onorevole. Oltre a Nicosia erano a processo il boss di Sciacca, Accursio Dimino, condannato a 20 anni, mentre per 2 favoreggiatori, Paolo e Luigi Ciaccio, la condanna è stata di 2 anni e 4 mesi e di 2 anni. Nicosia venne fermato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo a novembre del 2019, conosciuto per le sue battaglie in favore dei diritti dei detenuti. Nicosia, come spesso accade, era un insospettabile. Durante quelle visite i boss avrebbero affidato all'assistente della parlamentare dei messaggi da recapitare all'esterno. Antonello Nicosia, 48 anni, originario di Sciacca, è stato eletto nel Comitato Nazionale dal 17
17° congresso di Radicali Italiani. È anche divenuto assistente parlamentare giuridico psicopedagogico alla Camera dei Deputati, in particolare di Giuseppina Occhionero. Secondo l'accusa aveva una doppia vita, pubblicamente parlava di legalità e di diritti dei detenuti, poi invece avrebbe aiutato i detenuti stessi a far uscire dal carcere dei messaggi da portare alle famiglie dei mafiosi. Secondo la ricostruzione dei giudici, quella adoperata da Nicosia era solo una facciata per riuscire ad incontrare boss al 41 bis, dal calibro di Filippo Guttadauro, cognato di Messina Denaro, con cui discuteva da perfetto uomo d'onore. E ci viene così in mente, un po' per analogia, un po' per similitudine comportamentale, Angela Porcello, legale, ormai ex togata, e braccio destro del boss rinchiusi, messaggera insospettabile, anche lei, eppure accertata. Gli inquirenti, ritornando a Nicosia, lo hanno sempre dipinto come pienamente inserito in Cosa Nostra, tanto da progettare con i boss detenuti danneggiamenti, estorsioni ed omicidi. Nessun commento giunge invece da parte della deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Forza Italia ha una nuova segreteria ad Agrigento. Vediamo. Le telecamere di TV sono per la prima volta all'interno della segreteria di Forza Italia ad Agrigento. Se volessimo dare un'informazione alle persone, chi si volesse avvicinare, vi volesse venire a trovare, nonostante siamo in piena pandemia, è comunque possibile prendere appuntamento? Assolutamente sì, attraverso i consiglieri comunali. Questa diventa, la segreteria può essere la casa di tutti, gli appartenenti a Forza Italia, dell'onorevole Gallo, dell'onorevole La Roccarruvolo, dei consiglieri comunali della città e della provincia di Agrigento. Vuole essere un momento di incontro, di confronto, una struttura che vuole rappresentare un punto di riferimento nella costruzione della politica per questa provincia. Domani tornerete in aula, si torna a votare la finanziaria. Sta andando un po' a rilento, però come vanno i lavori? Devo dire che sicuramente a rilento, però sono stati affrontati realmente temi molto importanti. Uno su tutti il tema degli ASU. Sugli ASU abbiamo preso fondi che erano, diciamo, dell'assessorato agli enti locali e li abbiamo destinati per l'80 e il 90% per il finanziamento per la stabilizzazione degli ASU. Chiaramente si tratta di personale che verrà stabilizzato, personale che oggi è in capo in gran parte ai comuni, e quindi un servizio che riusciremo a dare ai cittadini e al territorio. Accanto a questa misura assolutamente importante ci sono altre misure che si stanno realizzando nonostante il tempo di grande ristrettezza economica e di difficoltà. Un lavoro faticoso che però sta vedendo il contributo da parte di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea Regione Siciliana. Salvatore Coletta, 15 anni, e l'amico Mariano Farina, di 12, sono stati inghiottiti nel nulla 29 anni fa a Casteldaccia. Un giallo mai risolto. C'è il servizio. 29 anni di silenzio e di dolore è il tempo trascorso dalla scomparsa di Mariano Farina e Salvatore Colletta, i ragazzini di 12 e 15 anni spariti nel nulla il 31 marzo del 1992 da Casteldaccia. Salvatore e Mariano quella mattina decisero di non andare a scuola e organizzarono un picnic al mare. Si fecero accompagnare da un amico col motorino in spiaggia, poi l'acquisto di biscotti e succhi di frutta, mettendo tutto sul conto della nonna di Farina. Da allora nessuna notizia, nonostante anni ed anni di indagine e diverse piste battute, non si è mai venuti a capo del giallo. Bonaventura Zizzo, difensore dei familiari di Salvatore Colletta, Roberta Gentileschi e Laura Genovesi, difensori dei familiari di Mariano Farina, chiedono di non spegnere i riflettori dell'opinione pubblica, men che meno dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine. I legali ricordano che Salvatore e Mariano, quando sono scomparsi, erano 2 bambini ed è terribile non sapere dopo 29 anni che cosa sia loro accaduto. È terribile per le loro famiglie che hanno perso 2 figli e riteniamo, ammettono, sia terribile per la loro comunità e per un territorio a cui chiediamo uno scatto
d'orgoglio, al fine di contribuire alla battaglia per la ricerca della verità, unico obiettivo da perseguire in questa drammatica vicenda. Di questo caso quindi bisogna continuare a parlare, su questo caso bisogna continuare a lavorare strenuamente, così come sta facendo in questo momento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, cui va tutto il nostro sostegno e la nostra fattiva collaborazione. Quel giorno, come spesso accade anche ai nostri giorni, 2 ragazzi decidevano di marinare la scuola spostandosi altrove e quella scelta probabilmente fu loro fatale. Per tutti questi anni si è infatti sospettato che i ragazzi si potessero essere spinti nella zona in cui all'epoca sorgevano le ville di boss come Tommaso Spadaro e Filippo Marchese e dunque aver assistito inconsapevolmente a scene compromettenti. Per questo nella cosiddetta ipotesi mafiosa, che fu vagliata, i ragazzi sarebbero stati fatti sparire in quanto testimoni scomodi. Nel 2013 l'indagine sembrò una svolta grazie ad una testimone che raccontò agli inquirenti di come avesse assistito a marzo del 92 a una telefonata in cui il loro compagno riceveva l'ordine di sbarazzarsi dei corpi dei 2 ragazzini. Il sopralluogo che ne seguì da parte delle forze dell'ordine sul posto in cui si sarebbero trovati i corpi non dette però alcun risultato e la pista venne archiviata. In questa prospettiva, un anno addietro, fu chiesto di sentire alcuni collaboratori di giustizia, inserendo anche gli ultimi, e cioè Filippo Visconti e Francesco Colletti, che hanno avuto ruoli apicali in Cosa Nostra proprio in provincia di Palermo. Il giallo sulla scomparsa di Denise Pipitone si riapre dopo 17 anni. La piccola di Mazara del Vallo, svanita nel nulla nel 2004 mentre gioca davanti casa, potrebbe essere ricomparsa in Russia. Una ragazza apparsa su una TV le assomiglia all'età che Denise dovrebbe avere. Ha dichiarato di essere stata rapita da piccola. La madre Piera Maggio sta già preparando i bagagli con ritrovata energia. Lei che in questi 17 anni non si è mai arresa, ma occorre fare il test del DNA. Occupa abusivamente un immobile comunale, l'ex mattatoio di Siculiana per la precisione, e lo adibisce ad allevamento di ovini, caprini e suini, animali, ben 29 esemplari di ignota provenienza che sono stati posti sotto sequestro. Accanto allo stabile sul terreno circostante è stata inoltre trovata e sono stati apposti sigilli una discarica a cielo aperto composta da rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali e pericoli di 6 metri quadrati. Ha 40 anni l'allevatore di Siculiana che ieri è finito nei guai. I carabinieri della compagnia di Agrigento e quelli del centro anticrimine Natura lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Le ipotesi di reato contestate sono invasione di terreni ed edifici, acquisto di capi di sospetta provenienza e gestione di rifiuti non autorizzata. Nuova avventura per il velista Andrea Barbera. Ci racconta tutto il nostro direttore Arturo Cantella. Tra poche ore l'equipaggio di Andrea Barbera partirà da San Leone alla volta di Roma per partecipare a questa interessantissima regata velica. È tutto pronto? Ecco, con quale spirito si affronta questo viaggio, Andrea? Sì, finalmente dopo diversi mesi di preparazione della nostra barca Firstissimo siamo pronti per partire, siamo pronti per fare questo trasferimento che ci porterà da San Leone a Riva di Traiano, da dove poi il 10 aprile partirà la regata, la famosa Garmin Roma per 2, la regata appunto che andremo a fare. Siamo belli carichi, la barca è pronta, la barca è perfetta in tutto, poi mi unirò insieme al mio compagno a Riva di Traiano per appunto partecipare alla regata. Ci saranno tantissime barche provenienti da tutta Europa, ci saranno barche francesi, al momento ci sono 43 barche iscritte alla regata. Sicuramente gareggeremo al meglio, appunto cercheremo di essere più competitivi possibili, la barca ce lo permette, l'equipaggio ce lo permette, ci crediamo tantissimo. Ecco, tu non sarai solo, sarai in compagnia di un tuo collega? Sì, io sarò in compagnia di Claudio, un mio collega, compagno di avventura in navigazione. La regata appunto si fa in 2, quindi un equipaggio abbastanza ridotto, e quindi questo
diciamo, la fa diventare una regata abbastanza impegnativa, anche perché attraversa un'ampia fetta del Mediterraneo e quindi le condizioni meteo possono cambiare di ora in ora, possono anche diventare burrasca. Per esempio nel 2005, quando partecipai la prima volta, una barca si capovolse durante la notte e i 2 occupanti furono salvati da un elicottero della Guardia Costiera, quindi è una regata abbastanza impegnativa e non si può assolutamente abbassare la guardia mai. Ecco, logisticamente come vi state preparando per affrontare la traversata? Ecco, mi riferisco a viveri, insomma, come si ci prepara? Ecco. Allora, avremo una cambusa di bordo, chiaramente con cibi anche liofilizzati, perché probabilmente non avremo il tempo di cucinare, perché a bordo c'è sempre tantissimo da fare, e poi ci organizziamo la vita in base anche ai turni, per far sì che ci sia sempre qualcuno al timone. La barca non si può fermare, in regata si naviga giorno e notte, quindi bisogna sempre spingere al massimo, dare il massimo, e in tutto questo bisogna trovare il tempo per mangiare e per anche riposare, perché altrimenti la regata è lunga, dura più di 5 giorni. Quindi... Ecco, dal Giro della Sicilia con quella piccolissima imbarcazione, un riconoscimento hai avuto anche per la tua attività, ora questa nuova esperienza, insomma tante cose da dire. Sì, assolutamente sì, adesso navigheremo con una cabina, quindi è un hotel a 5 stelle per me, dopo aver navigato su quella zattera, su quel catamarano. Appunto ho fatto 500 miglia, farò quasi lo stesso percorso che ho fatto con il catamarano, circa 500 miglia, però con una barca chiaramente più protetta, che ha più comfort. Sì, sicuramente il percorso è lungo, stiamo lavorando appunto per partecipare a tutte le regate d'altura del Mediterraneo e portare il nome di Agrigento, del club nautico Punta Piccola, della mia isola in giro per il Mediterraneo. Potremo seguire la tua traversata in qualche modo? Sì, a parte sulla mia pagina Facebook, sulla Andrea Barbera ITA 18030, poi ci sarà anche la possibilità di seguire sul sito del Circolo Nautico Riva Traiano, perché noi avremo a bordo dei ricevitori GPS che permetteranno a tutti di seguire la posizione di tutte le barche, quindi seguitemi tutti, grazie. Adesso vi mostriamo un video con i gol di domenica scorsa di Serie D Girone I. Vediamo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.